Nel reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Padova, un carico di allegria e di speranza può arrivare anche preparando semplicemente una pizza. Per i bambini ore di svago e di spensieratezza accanto ad alcuni volontari impegnati ad insegnare loro i segreti di un buon pizzaiolo. Fai così, poi dal basso vai in alto, fai così facendo in modo che l'aria, no, esca un attimino. Semplice la ricetta per un grande motivo di soddisfazione. Ogni giovanissimo paziente mangerà insieme ai propri compagni la pizza che ha preparato. Per i volontari una gratificazione enorme. Da questa esperienza vieni fuori più forte perché vedi che questi bambini ti danno una forza impressionante. Io ho avuto un'esperienza personale in quanto mio figlio che mi ha accompagnato oggi è stato ricoverato 15 anni fa per una leucemia linfoblastica. Ho trovato un ambiente incredibile, un ospedale efficiente, ma non solo, ho trovato un ospedale dove c'è un'umanità incredibile e quindi quando mio figlio fortunatamente è guarito ho pensato di continuare a collaborare e a fare un po' di volontariato. A sostenere tra gli altri il reparto padovano di oncoematologia pediatrica la Fondazione Città della Speranza, che vede con favore l'avvicinamento di volontari impegnati in iniziative sociali. È fondamentale perché ormai queste diventano piccole comunità dove vivono periodi anche abbastanza lunghi bambini con i genitori. Avere persone di supporto che vengono a portare quel momento di gioia, quell'attenzione, quel momento ludico è fondamentale per il benessere non solo del bambino ma anche della famiglia che sta attorno.